Fabrizio Gaglia, lei partecipa oggi a questa conferenza programmatica dell'edilizia e interverrà su certificazioni in edilizia. La Confederazione del Veneto vuole dare dei driver per fare dell'attività sindacale concreta da qui ai prossimi 10 anni per un settore, anzi 3, perché il comparto casa comprende edilizia, installazione e legno, perché è decisamente quello più colpito dalla crisi. Cosa dirà oggi al centinaio di imprenditori che l'ascolteranno? Ma diciamo oggi l'idea di parlare della certificazione da un punto di vista ambientale ed energetico è quello di cercare di trovare degli spunti. Le certificazioni ci sono, quindi se ci sono vanno sfruttate. Il percorso principale è quello praticamente di cercare attraverso quello che è un risparmio, creare delle occasioni di formazione di reddito, ad esempio attraverso la certificazione energetica, per rendere disponibile una quota che possa essere reinvestita, in modo tale che sia il soggetto costruttore che il soggetto utilizzatore ne traggano il massimo vantaggio. Daremo un'occhiata da un punto di vista di 360 gradi a tutte quelle che sono le normative, le certificazioni che sono arrivate, in modo tale da dare spunto anche a coloro che sono presenti dove indirizzarsi come attività di lavoro e dove non indirizzarsi, dando poi anche uno schema generale, in modo tale che lo schema generale dica di qua ci sono queste cose, devi affrontarli come problemi, di qua ci sono queste opportunità, quindi per risolvere questi problemi cerca di trovare queste opportunità. Poi ognuno dovrà fare il suo percorso. Un'altra cosa secondo me fondamentale è che non ci deve essere più una divisione tra tecnici da una parte che fanno i progettisti, poi l'impresa che esegue. Sicuramente bisogna mettersi assieme perché progettare bene e costruire bene è l'unico modo per riuscire a trovare risorse economiche per entrambi.